Il collettivo artistico Jennifer Rosa ha presentato venerdì 29 giugno, presso la stazione ferroviaria di Mogliano Veneto, la performance Stato in luogo. Abbiamo pensato ad un lavoro ad hoc per questo spazio dal titolo Stato in luogo. Il nostro intento era quello di cercare di abitare per un certo tempo, che non è solo il quarto d'ora, i 10 minuti di una performance breve, ma di un tempo un po' più dilatato, di 3/4 d'ora, una situazione performativa che includesse azioni che si fanno effettivamente all'interno della stazione, cioè azioni che qualsiasi persona che entra, aspetta un treno, guarda un tabellone, fa, per cui ci sono questa serie di spunti che vengono proprio dal quotidiano e della stazione, mischiati a invece delle aperture verso una coreografia o qualcosa di più formale, qualcosa di più astratto. Negli spazi della stazione ferroviaria 10 performer eseguono all'unisono una partitura di azioni suggerita da un lettore MP3. La partitura è la stessa per tutti, ma ognuno inevitabilmente ci sta dentro come può, cioè a modo suo. Questa modalità di usare l'iPod che impartisce dei comandi molto precisi è una modalità che per noi è stata molto interessante perché svuota il performer da ogni psicologismo, da ogni atteggiamento anche teatrale, nel senso che hai una traccia fissata e la esegui in modo diretto senza pensare a nulla, pensando realmente soltanto al qui e ora di quello che ti viene suggerito. Un collettivo artistico tra i più originali e sofisticati dell'arte performativa contemporanea italiana firma una sorprendente rilettura dei marciapiedi e binari della stazione ferroviaria. Per Chiara Bortoli e Francesca Ranieri, lavorare in questo luogo è stato molto bello ed emozionante. C'era anche un effetto sorpresa, nel senso che non si sapeva mai in quale momento della nostra traccia, della nostra performance arrivava il treno, e quindi i treni che passavano fungevano da sipari che impedivano ad un momento la visione agli spettatori di quello che stavamo facendo, e quella cosa lì era estremamente emozionante anche per noi che eravamo dietro questo treno e che sapevamo che poi se ne sarebbe andato e che avrebbe svelato una situazione diversa. Quindi non so, l'elemento casuale nei lavori è sempre tanto vitale e ti costringe a stare veramente lì e a goderti quel momento come speciale, come unico.